L'Akragas esce indenne dal rettangolo di gioco di Belmonte Mezzagno contro il locale Oratorio San Ciro e Giorgio che si è mostrato un osso duro malgrado alcune assenze pesanti per squalifica. Una gara a tratti noiosa che ha visto la compagine dei Temple andare vicino al gol, ma che per un motivo o per un altro, complice il rettangolo di gioco in terra battuta, non ha permesso al pallone di andare dentro il sacco. Anche l'Akragas è sceso in campo con 11 rabberciato, ma una squadra con ambizione di primato deve saper osare molto di più. Tanto agonismo da parte della compagine di casa e la solita poca concretezza nel momento di concludere a rete da parte akragantina. Primo tempo con qualche tiro in porta di Biondo e Facundo, con parate dell'attento portiere di casa, mentre nel secondo le occasioni più ghiotte sempre con Facundo e Gambino. Anche questa gara è stata condizionata da un paio di infortuni muscolari che hanno costretto il tecnico muto a cambiare uomini e strategie durante i 90 minuti. Sono dovuti uscire Biancola e Mannina per fare posto a Sant'Angelo e Treppiedi, quest'ultimo ancora non al meglio. Anche i padroni di casa hanno avuto qualche ghiotta occasione con Di Pere, ma sostanzialmente il pari conquistato sul campo di Belmonte Mezzagno non è del tutto da disprezzare. Domenica prossima arriva la Sangataldese e si prospetta una gara non certo agevole per le probabili assenze.